Non è mai troppo presto per iniziare a leggere la Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. La Repubblica, una indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano verde, bianco e rosso.